Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Allora, video sui consueti aggiornamenti di calciomercato, ma ragazzi volevo fare una premessa perché oggi c'è stata la live di UFL. Cos'è successo? Che la live non è stata fatta, anzi la live è stata fatta, ma siccome i server non funzionano, non riesco a concepire il perché i server non funzionano, visto che io ho fatto una partita alle 2 di oggi pomeriggio appena è uscito il gioco e funzionavano. Forse c'è talmente tanta gente che prova ad accedere alle partite che i server crashano e quindi la live non l'abbiamo fatta, anzi l'abbiamo fatta, ma è stata tolta dal canale perché era giusto, perché non c'era un vero e proprio gameplay, c'ero io che parlavo per 20 minuti a fila e non dicevo niente. Quindi questa sera vediamo se riusciamo a riportare una live per vedere se il gioco funziona, perché lo voglio portare in live questo gioco. Sembra bellino, ve l'ho detto, dalla prima impressione che mi ha dato sembra un FIFA, a dire la verità, però con meccaniche alla PES, quindi è da tenere d'occhio. Comunque, buttiamoci direttamente sul calciomercato perché ci sono grosse novità per quanto riguarda Mario Hermoso, perché ieri sera DAZN dava come possibile deadline la settimana prossima. Perché vi dico la settimana prossima? Perché il ragazzo ha un'offerta dalla Saudi League. Sappiamo tutti la Saudi League, ragazzi, i soldi che possono buttare la Saudi League, però dice Marco Giordano, il Napoli ha presentato una proposta a Mario Hermoso, 3 anni con opzione per il quarto, 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. Lo spagnolo però ha preso tempo, il progetto Napoli è ritenuto un top level, quindi è ritenuto un top, è ritenuto top come livello di progetto, va bene? Però senza rilanci soprattutto della Saudi League potrebbe esserci un nuovo step nei negoziati, quindi per questo DAZN dà come prossima settimana deadline, ecco, e quindi noi lo mettiamo lì, però Hermoso sembra un affare che il Napoli potrebbe chiudere, va bene? Ed è molto importante questa cosa, ragazzi. Nicolò Scira ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, dice Di Lorenzo alla Juve e Federico Chiesa al Napoli, il feeling tra Di Lorenzo e Giuntole dura da anni, c'è stima per i valori umani oltre che tecnici. La Juventus non è convinta di ripartire da Danilo, quindi attenderebbe a colloquio tra Conte e Di Lorenzo e il suo aggetto. Nel 2019 Conte lo voleva all'Inter. Sappiamo tutti il grande interessamento che c'ha Conte con Chiesa, gli interessa veramente tanto. Osimhen, sono scettico sull'ipotesi araba, sono tantissimi soldi, ma molti giocatori se ne sono andati lì senza ne sono andati lì ma se ne sono pentiti. Questo lo sappiamo tutti, ragazzi. Chi va lì si pente, naturalmente si pente perché, ragazzi, sì, soldi e tutto, ma vai, ma che vita fai? A parte, sai, è una questione secondo me di religione. Se non sbaglio, Osimhen è musulmano, non vorrei dire una stronzata, quindi si potrebbe adattare benissimo a quella vita lì. Comunque, Modugno di Sky Sport dice priorità alla difesa, visti tanti gol presi. Lasciamo perdere. Il Napoli si metterà a 3 dietro e Di Lorenzo può diventare un'opzione. C'è anche Buongiorno sul quale si è già mosso Antonio Conte. Il grande tema resta Osimhen. Un anno fa De Laurentiis scriveva che per 200 milioni si poteva comprare solo un piede di Osimhen. Poi le cose sono cambiate, una stagione complicata, cambia gli scenari. Oggi ha una clausola a 130 milioni alla quale nessuno sembra neanche avvicinarsi. L'attaccante nigeriano deve finanziare quasi tutto il mercato del Napoli. Il PSG resta un'ipotesi, l'Arsenal anche, ma non a certe cifre. E questo già ve l'ho detto, ragazzi, l'Arsenal se lo vuole, se lo può prendere, ma non a quei 130 milioni. E secondo me anche il Paris Saint-Germain, ragazzi, non arriverà a quei 130 milioni, ma a meno. Io penso una cifra intorno ai 100. Questi 130 milioni non arriveranno mai. Poi continua, l'Arabia sarebbe una scelta di vita per Osimhen, con quei soldi si deve finanziare un centravanti, il profilo di Lukaku è una garanzia per Conte. Dovbik piace tanto quanto Lukaku. Poi il Corriere dello Sport questa mattina è uscito dicendo Conte seguirà con attenzione i progressi di Oliveira, immaginando la sua collocazione tattica nel Napoli nella prossima stagione. Il terzino di spinta, certo loro naturale, Olivera all'occorrenza potrebbe essere schierato come braccetto di sinistra se Conte opterà per la difesa a 3.
valutazioni tattiche da rimandare al futuro, ovvero quando in questo futuro? Quando il Napoli naturalmente andrà in ritiro, e noi questo stiamo aspettando. Intanto ci sono state le prime parole di Mister Conte, e sentite cosa dice Mister Conte, ragazzi, sentite, perché poi sentite. Una cosa unica che se uno ha il privilegio di poterla fare, la deve assolutamente fare questa esperienza. E lo stadio Maradona mi evoca un bellissimo ricordo, Napoli-Lecce, dove io ho avuto il privilegio di marcare Maradona. Abbiamo perso 3-2 alla fine perché fece il gol Carnevale, però il ricordo più grande è stato quello del mio primo gol, no? In Serie A, proprio al Maradona, marcando Maradona, quindi marcavo lui e all'occorrenza cercavo di andare all'attacco. Fu per me una grandissima soddisfazione. Ai tifosi c'è solo da dire una cosa, ma non solo ai tifosi, un po' a tutto l'ambiente napoletano, amma faticare. Ricordate il mantra di Spalletti, uomini forti, destini forti? Ragazzi, qui si dice amma faticà a tutti, ai tifosi, alla società, ai giocatori. E questa è la cosa più importante, ragazzi. Conte è stato preso per questo, per farli lavorare. Per questo è stato preso Antonio Conte, ragazzi. Conte che ragazzi, a quanto sembra sia in trattativa per portare Oriali, e Oriali è pronto a venire a Napoli. E secondo me questo sarebbe un colpo grandissimo di Manna, perché se riesci a portare Oriali significa che tu isoli il gruppo squadra dalla dirigenza, perché Oriali fa da tramite. Ragazzi, questa è una cosa fondamentale per una squadra, perché i giocatori non vogliono essere rotti i coglioni da Edo De Laurentiis, che va ogni santa domenica nello spogliatoio, e questa è una cosa che devono capire. Conte è stato preso per questo. Sappiamo tutti che Chiesa, ho fatto uscire anche un video questa mattina, ragazzi, Alfredo Pedulla tramite YouTube ha detto: Antonio Conte ha una stima immensa per Federico Chiesa. Ai tempi dell'Inter andò quasi in rottura di collisione per Chiesa, perché ai tempi era molto più esigente di ora sul mercato. Conte lo ha messo nella lista della spesa. Potrebbe esserci un incrocio con Di Lorenzo se non dovesse chiarire la posizione con Conte, perché Conte, ragazzi, dovrebbe parlare con Giuffredi, non con i giocatori, con Giuffredi, perché ha detto Conte che non vuole rompere i coglioni in questo momento a Di Lorenzo, visto che, ragazzi, si sta giocando un europeo e quindi deve essere calmo, tranquillo. Poi dice: non sarebbe uno scambio alla pari, dunque c'è cautela. L'arrivo di Chiesa sarebbe slegato da Kvaratskhelia, quindi se arriva uno non parte quell'altro. Se ci fosse la possibilità di prendere Chiesa, il Napoli andrebbe. La valutazione potrebbe essere di 25 milioni ad un anno dalla scadenza, visto che a febbraio potrebbe partire a zero. Chiesa non è intoccabile, dice Alfredo Pedulla. Antonio Conte è comunque davanti alla Roma per Chiesa, non solo per ordine alfabetico, il resto lo vedremo. Conclude così il video di Alfredo Pedulla, ragazzi, e io sono molto curioso di vedere questa cosa di Di Lorenzo. Anzi, ce lo dice anche la Gazzetta dello Sport questa mattina, che dice: Antonio Conte ci mette la faccia, previsto incontro con Giuffredi, il tecnico leccese vuole prendere in mano la situazione per ravvicinare società e Di Lorenzo. Ci metterà la faccia lui in un incontro che avverrà all'inizio della prossima settimana con la gente. Però Giovanni ora deve pensare solo all'europeo con l'Italia, conferma la Gazzetta dello Sport. E anche Fabrizio Romano ci va giù dicendo: Kvara è fuori dal mercato, il Paris Saint-Germain se ne deve fare una ragione, De Laurentiis non lo vende. Questa mattina Nicolò Scira, queste sono notizie che sono uscite questa mattina, quindi dopo mezzanotte, ragazzi, quindi occhio. Il Napoli spinge per provare a ingaggiare Alessandro Bongiorno, offerte al Torino 35 più bonus, ma Cairo vuole di più. Per il difensore centrale ha presentato un'offerta fino al 2029, 2,5 milioni l'anno. Attenzione, perché Giuffredi, sappiamo il casino che è successo con Giuffredi, la società. Questa mattina ancora Nicolò Scira dice: la Roma ha chiesto informazioni per Matteo Politano. Dopo la firma di Conte il suo futuro a Napoli è in dubbio. Ecco, io ieri cosa vi dissi di Politano? Attenzione, perché non è detto che con l'arrivo di Conte Politano abbia la conferma di rimanere in squadra.
l'abbiamo visto all'Inter, dopo 2 mesi fu bocciato clamorosamente e così sta succedendo adesso, non ce lo vuole Conte. Politano vuole andare via, ma non è il solo, perché anche Mario Lui può lasciare durante la finestra estiva ed è clamoroso, ed è veramente clamoroso, perché cosa vi dissi io l'altro giorno? Guardate che secondo me Giuffredi si sta facendo terra bruciata, facendosi terra bruciata Giuffredi, tutti i suoi giocatori di sicuro chiederanno di essere venduti dal Napoli perché non vogliono essere in un ambiente tossico. Così è stato, ragazzi, così sta succedendo. Vogliono andare via perché naturalmente se vai contro la società ti può tenere in panchina anche 1 o 2 anni, a loro non gli interessa e quindi chiedono la cessione ed è giusto, ed è anche giusto. Ma Sinner che combinate, però porco due, Dio, siamo 2-6, 3-6-3, 2-2, 40-40, cioè Sinner, questa l'hai sbagliata clamorosamente. Quindi queste sono le notizie principali di oggi, ragazzi. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Hermoso si potrebbe chiudere la prossima settimana, ma bisogna vedere l'offerta araba. Quel mantra di Conte già mi ha fatto venire i brividi. Amma fatica. Bisogna lavorare, ragazzi, bisogna lavorare e sappiamo tutti che Conte quando dice bisogna lavorare, preparate i secchi, preparate addirittura la segatura, perché Conte li farà vomitare in mezzo a quel campo, ne sono convinto. A Di Maio, chiamate le ambulanze, perché i giocatori la sera non usciranno nemmeno in piazza a fare festa, ve lo dico io. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, teniamo d'occhio la situazione Chiesa, perché potrebbero esserci clamorosi stravolgimenti sul lato Juventus, perché non si sa mai, non esiste nessun caso Chiesa montato, questo già l'ho detto stamattina, però non si sa mai. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Questa sera, se riusciamo, proviamo a fare una live su UFL, scusate, e staremo a vedere. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao!